quelli che lavorano a giornata iniziano alle 7 e questi lavoratori a mezzogiorno più o meno, a seconda dell'orario dell'inizio della pausa, se ne sono andati, della pausa messa, se ne sono andati per autotutela. Secondo giorno di uscita anticipata per i lavoratori dell'Electrolux di Susegana. Troppo caldo nei capannoni più vecchi dove si lavora in catena di montaggio e gli impianti di condizionamento sono più datati. Il funzionamento dei rifrescatori, che però appunto portando lo stesso a 35 gradi e temperature significa che non hanno la forza nella parte vecchia della fabbrica di proteggere dalle alte temperature. Bisognerebbe interrompere il lavoro nelle ore più calde, che è la richiesta che ha fatto il sindacato e che ha prodotto la decisione degli RLS di sospendere l'attività per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Inevitabile la stoccata alla dirigenza, che oggi ha chiamato una ditta specializzata per testare le temperature effettive. Capiamo che chi sta con l'aria condizionata negli uffici immagini che la situazione dentro il reparto sia la stessa. Noi sappiamo che lavorare in catena di montaggio con ritmo vincolato con queste temperature non è la stessa cosa che stare a 24 gradi perché c'hai l'aria condizionata. E il fatto che la decisione di uscire prima di fine turno sia stata presa dai responsabili alla sicurezza metterebbe al riparo i lavoratori dalle possibili contestazioni di assenze ingiustificate. Una protesta che continuerà anche domani. Visto che non si può contare sull'azienda, sul fatto che si mettano la mano sulla coscienza chi dirige, contiamo che tra sabato e domenica, come hanno previsto, arrivino i temporali. Speriamo che la grandine non faccia più danni che guadagni e a questo punto la cosa si superi da sé.